poi Pederoba, 3 assalti esplosivi ai bancomat delle poste, in azione la stessa banda, danni ingenti e paura. Evacuata un'anziana che rischiava di essere intossicata. Caccia ai 4 banditi con l'accento dell'Est che hanno sequestrato e rapinato una coppia di pensionati a Malo, i malviventi in fuga con 50.000 euro razziati dalla cassaforte. Non un ladro singolo ma una banda di 3 componenti ha svaligiato la boutique Duca d'Aosta in centro a Padova nel dicembre scorso, il blitz della polizia. Principio di incendio, il bus carico di studenti si riempie di fumo, momenti di panico a Mestre, sulla cavalcavia verso Marghera l'intervento dei vigili del fuoco scongiura il peggio. Aggredite dalle bulle, ancora un episodio a Padova, una ragazzina finisce in ospedale dopo essere stata picchiata all'uscita da scuola, il pestaggio ripreso in alcuni video. Allerta valanghe nelle prossime ore sulle Dolomiti, intanto questa mattina a Conegliano l'addio commosso a Elisa Denardi, morta nella tragedia di Forcella Giau. Spettacolare immersione della campionessa di apnea ucraina che nella giornata mondiale dell'acqua ha scelto Montegrotto Terme per portare anche un messaggio di pace. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano, notte di scorribande e follia tra le province di Venezia e Treviso, 3 ipostamat fatti saltare in aria, caccia ad un SUV scuro. Ho sentito un gran boato, boom. Sembrava, non so, che fosse crollata il tetto della mia casa, non so subito, ti viene sempre in mente la tua abitazione, no? Dopo ho aspettato un attimo e ho sollevato la persiana, ho visto un furgone bianco scappare e un'altra macchina cilindrata grossa, dietro subito, scura, mi sembrava nera, insomma, di sera. Ed è proprio un SUV scuro che i carabinieri stanno dando la caccia e questo è il mezzo che almeno 3 delinquenti a volto coperto hanno utilizzato per raggiungere l'ufficio postale di Onigo di Pederoba dopo aver colpito Anoale e Mogliano. Una notte di follia ed esplosioni, postamat fatti saltare in aria con ordini rudimentali, operazioni niente affatto chirurgiche che hanno squarciato vetrate e provocato principi di incendio. In via Cavallea i residenti sono stati tirati giù dal letto. La signora Marzia abita nel caseggiato, ma la paura principale è stata per la madre Gabriella, 78 anni, con qualche problema di deambulazione, che abita proprio sopra le poste. C'era subito del fumo e poi i vigili sono arrivati, subito i carabinieri, le forze dell'ordine, poi i vigili del fuoco. Prima hanno iniziato la posta e poi sono saliti anche in casa, nella casa, per il fumo, insomma, che c'era, insomma, per il pericolo, e abbiamo evacuato poi mia mamma perché il problema era la mia mamma che era all'interno dell'abitazione. Era un po' agitata, diciamo, sì, la cosa, sì, l'aveva un po' agitata. Alla fine i malviventi, almeno da Onigo, se ne sono andati praticamente a mani vuote. La deflagrazione ha fatto scattare il macchiatore di banconote. A setaccio le telecamere, 60 chilometri solo tra Mogliano e Pederoba. Facile che sia stata percorsa la strada regionale Feltrina. Ho parlato questa mattina con i carabinieri che mi hanno contattato per visualizzare le immagini della videosorveglianza che abbiamo nel territorio. Sembrerebbe che le immagini siano utili per le indagini. Tra l'altro a Pederoba si indaga su un raid di furti avvenuto in serata nella frazione di Curonia, colpite abitazioni private all'ingresso del paese, e non è la prima volta. Per il sindaco c'è solo una soluzione, una volta individuati i colpevoli. Chiuderli e buttare le chiavi per questa gente qua. No, purtroppo i carabinieri si danno da fare con un lavoro inimmaginabile, ma non viene ripagato. La cittadinanza non viene ripagata perché questi soggetti dovrebbero chiuderli in carrera e buttare le chiavi. Ed è stata una notte di terrore per una coppia di pensionati di Malo. 4 banditi hanno assaltato la loro casa. Marito e moglie, costretti ad aprire la cassaforte, sono stati poi legati con dei fili elettrici. Un'esperienza di puro terrore per oltre un'ora per la coppia di pensionati di Malo rapinati in casa propria per oltre 50.000 euro. È attualmente ancora caccia all'uomo da parte delle forze dell'ordine per riuscire a individuare e bloccare i 4 responsabili dell'assalto nella villetta dei coniugi Gregori nella notte tra giovedì e venerdì scorso. Il marito, poco prima di mezzanotte, è stato immobilizzato dai malviventi mentre usciva col cane prima di coricarsi. Attraverso la porta del garage sono saliti in casa trascinando in soggiorno un
anche la donna che si trovava già in camera da letto. Aggrediti e minacciati, i 2 pensionati hanno infine aperto la cassaforte consegnando orologi, monili e contanti. Per coprirsi la fuga, la banda, probabilmente dell'est Europa, ha infine legato marito e moglie con spago e fili elettrici. La prima a liberarsi è stata la donna, che è riuscita a spezzare i legacci con i denti e a lanciare l'allarme ai carabinieri. Tra i primi a far visita ai pensionati che hanno temuto per la loro vita il sindaco Di Malo. Li ho trovati scossi da questa situazione e lo saremo tutti, perché nonostante, diciamo così, sia stato un caso singolo sul territorio, devo dire che anche una persona giovane sarebbe scossa, perché queste persone entrano nell'intimità. Secondo me sono anche professionisti del settore, perché sono andati a colpo sicuro. Le telecamere di via Schio, che erano puntate sulla provinciale, potrebbero aver registrato elementi utili per le indagini anche nei giorni scorsi. I cittadini però chiedono maggiore sicurezza in zona. Massima allerta per quanto riguarda la cittadinanza, occhi aperti, e noi, per quanto possiamo fare come amministrazione con le risorse limitate, gli strumenti limitati, è quello di attuare quei sistemi deterrenti, illuminazione pubblica e videosorveglianza, che poi anche lì sono limitati. Lì siamo in una zona che comunque in prossimità c'era una videosorveglianza, quindi come ben sappiamo il territorio di Malo è abbastanza controllato da varchi e videosorveglianza pubblica. Il 9 dicembre scorso, ancora cronaca, la clamorosa spaccata in una boutique del centro di Padova con un mega bottino di 100.000 euro. Lo ricorderete, la squadra mobile di Padova ora ha identificato ed arrestato la banda. Il rapinatore, con la coppola e i guanti bianchi, sembrava aver fatto tutto da solo la notte del 9 dicembre, quando con una smerigliatrice elettrica aveva aperto la vetrina della storica boutique Duca d'Aosta del centro di Padova e aveva fatto razzia di borse e abiti griffati, un bottino da 100.000 euro. In realtà ad agire era stata una banda sgominata 3 mesi dopo grazie alle indagini della squadra mobile di Padova. Le sequenze del colpo, riprese dalle telecamere del negozio, mentre le videocamere cittadine hanno seguito il percorso a piedi del ladro fino alla sua auto parcheggiata ad un centinaio di metri, una vettura a noleggio. Seguendo i movimenti del mezzo, i poliziotti sono risaliti al ladro, un 50enne serbo già denunciato per furti in negozi di brand di lusso. Nella notte del colpo a Padova c'era anche un altro connazionale, un 45enne con precedenti simili, e tra i due c'erano stati numerosi contatti telefonici. Il suo ruolo infatti era quello del palo. Dopo il colpo di Padova, i due a gennaio a Firenze sono stati arrestati mentre stavano facendo un furto in una boutique del centro storico del capoluogo toscano. I poliziotti padovani, ricostruendo i contatti dei due, hanno poi identificato anche un terzo complice, un 60enne serbo, che invece era incaricato di trasportare la merce rubata all'estero. Il giorno dopo il furto al Duca d'Aosta, infatti, aveva ricevuto 2 valigie chiuse con dei lucchetti. Il blitz dei poliziotti nel garage dell'abitazione in provincia di Vicenza, dove vive il 60enne, che ha permesso non solo l'arresto dell'uomo, ma anche di ritrovare e sequestrare 60 kg di sigarette di nazionalità serba importate illegalmente nel nostro paese, destinate al mercato nero. Truffavano gli anziani con l'ormai nota tecnica del finto incidente. 10 persone sono state arrestate, altre 29 denunciate dai carabinieri di Trieste. Sì, ma eventualmente lo posso comunicare lì, se Serena mi dà dei ventaggi, prenda le cose che metto a disposizione e di conseguenza lo posso... devo fare l'inventario a dire questo mi è un po' impossibile. Prenda le cose che ha a disposizione e me lo comunico, sono qui a Trieste. No, le fedi. Ho 2 anelli, uno che era di fidanzamento e 2 collane e un ciondolo, una medaglia, ecco, e l'orologio. Ma è d'oro. Sì, è d'oro anche la signetta. Questo è il tipico esempio di un centralinista della rete di truffatori campani alle prese con una pensionata triestina a cui viene chiesta la conta dei preziosi da consegnare per liberare il figlio dagli arresti dopo un fantomatico incidente stradale. I personaggi cerchiate nelle immagini invece gli esattori che prelevano soldi o oro dalle vittime. E grazie a registrazioni come queste e le successive indagini che i carabinieri del comando provinciale di Trieste hanno, insieme ai colleghi dell'Arma di Napoli, arrestato 10 persone e denunciate altre 29 a piede libero,
Libero, scoprendo 38 truffe, diverse in tutto il Friuli Venezia Giulia, ma anche un episodio a Vicenza, una a Padova e in altre località del nord Italia, recuperando 150.000 euro fra contanti e valori. E questo è il primo bilancio dell'operazione Fumo del Vesuvio, avviata nel 2023 a seguito di un primo episodio a Prosecco sul Carso triestino e poi di altre truffe ai danni di anziani di Trieste con la tecnica del finto avvocato maresciallo dei carabinieri che sfrutta l'ansia del malcapitato conseguente alla comunicazione di un incidente capitato a un figlio o a un nipote. Mio figlio è in stato di rista. Dall'arresto di un napoletano di 45 anni, gli investigatori sono riusciti a ricostruire il modus operandi, i vari passaggi, i vari ruoli del disegno criminale. Viene individuata una zona da attaccare che gli esattori raggiungono nella prima mattinata. In quello stesso momento alcuni centralinistri, ubicati in particolare in Campania, fanno telefonate a random finché una vittima cade nel tranello. Gli esattori attendono indicazioni per raggiungere l'abitazione della vittima e prelevare contanti o preziosi. Arrivano in città usando anche il treno o il taxi, acclarata l'esistenza dunque di una struttura piramidale con al vertice gli organizzatori che pagano a giornata gli esattori 150 euro, dando la sensazione di muoversi, spiegano i carabinieri, da un punto di vista investigativo, in un ambiente tipico della criminalità organizzata. Ancora a cronaca, un principio di incendio si è sviluppato all'interno di un bus di linea a Mestre che andava verso Marghera intorno alle 13:45. Il mezzo, un autobus articolato, era partito da Piazzale Roma e diretto verso Malcontenta, carico di studenti delle superiori che tornavano a casa da scuola. L'incidente si è verificato mentre il bus attraversava Corso del Popolo all'altezza di via Rampa Cavalcavia. Dalla sezione centrale del veicolo, la cosiddetta fisarmonica, è cominciato ad uscire del fumo, suscitando il panico tra i passeggeri. Sentendo odore di bruciato e vedendo il mezzo riempirsi di fumo, gli studenti hanno avvisato l'autista, che ha immediatamente fermato il bus e aperto le porte per far scendere rapidamente tutti i passeggeri. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area e verificato che non ci fossero feriti. Fortunatamente i danni sono stati limitati al solo bus. Aggredite dalle bulle, ancora un episodio a Padova, una ragazzina finisce in ospedale dopo essere stata picchiata all'uscita di scuola. Le hanno aspettate alla fine delle lezioni una spedizione punitiva, pugni, schiaffi, capelli tirati e ovviamente sequele di insulti e minacce. Le vittime sono due quindicenni, studentesse della scuola Leonardo da Vinci, brutalmente picchiate da un gruppo di coetanee per vendicare gli insulti che le due ragazzine avrebbero indirizzato via social al fidanzatino di una delle bulle. Testimoni del pestaggio avvenuto martedì, tanti studenti che all'uscita da scuola si sono imbattuti nella violenza e invece di intervenire per dividere le vittime dalle bulle hanno preso in mano i cellulari per riprendere la scena. Dopo il pestaggio le responsabili si sono dileguate mentre le due ragazze picchiate hanno chiamato i genitori. Una delle due è ricorsa alle cure del pronto soccorso pediatrico e ha sporto denuncia ai carabinieri di Prato della Valle per lesioni. La procura ha aperto un fascicolo, le tre bulle sarebbero già iscritte nel registro degli indagati. La più grande è maggiorenne, a 20 anni ed è già nota alle forze dell'ordine per episodi di bullismo. I carabinieri che indagano stanno cercando di recuperare i video registrati dagli altri ragazzi con i cellulari. Il decreto ministeriale che prevede l'omologazione d'ufficio per tutti gli autovelox approvati dal 2017, secondo l'avvocato Fabio Capraro, paladino dei multati, aprirà un nuovo fronte giudiziario. Autovelox, la questione omologazione e la giungla dei ricorsi che hanno di fatto spento moltissimi dispositivi, congelato sanzioni e annullato multe. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato a Bruxelles un decreto che dovrebbe mettere la parola fine, prevedendo che tutti i dispositivi approvati dal 13 giugno del 2017 siano da considerarsi automaticamente omologati. Lo rende noto l'ASAPS, l'associazione sostenitori e amici della polizia stradale, annunciando che finalmente sarà fatta chiarezza e finiranno i sistematici ricorsi che hanno criminalizzato i misuratori di velocità. I dispositivi approvati precedentemente al giugno 2017 dovranno seguire una procedura tassativa con la disattivazione fino al completamento della stessa. Se non ci saranno rilievi dall'Unione Europea, entro l'estate la sanatoria potrebbe entrare in vigore. Ma sarà davvero la pietra tombale sui ricorsi? L'avvocato trevigiano Fabio Capraro, paladino dei multati, è convinto di no. Tenuto
conto delle sentenze di Cassazione civile e dell'ultima del marzo di quest'anno della Cassazione penale, la omologazione è qualcosa di più di una semplice approvazione. Quindi avremo di nuovo una nuova conflittualità, perché mentre l'omologazione prevede anche una prova di natura tecnica, l'approvazione è semplicemente un discorso di natura amministrativa. Quindi vuol dire aprire di nuovo il fronte della questione approvazione non è omologazione. Non capisco, mi sfugge il motivo per il quale il Ministero non fa le norme di attuazione per omologare le apparecchiature. Questo giochino qua di fare una norma transitoria apre un nuovo fronte giudiziario. Da discutere in sede giudiziaria, secondo l'avvocato Capraro, anche la retroattività del provvedimento. È troppo comodo fare una norma con efficacia retroattiva quando invece gli strumenti non erano omologati e non sono omologati. Mi sfugge il motivo perché non vogliono stabilire le norme per omologare tutte le apparecchiature. C'è qualcosa che mi sfugge. Militari morti per il radon, la lunga vicenda giudiziaria che dura da oltre 20 anni arriva ad una svolta importante. Il TAR del Veneto, accogliendo i ricorsi delle famiglie di 3 militari in servizio sul Monte Venda nell'avamposto NATO e morti per delle neoplasie ai polmoni, ha condannato il Ministero della Difesa ad un risarcimento in quanto eredi del danno biologico terminale, catastrofico, morale, patrimoniale ed esistenziale patito dai loro congiunti deceduti dopo una lunga malattia che ha provato le famiglie. Ora il Ministero dovrà formulare una proposta di indennizzo entro 90 giorni o appellarsi al Consiglio di Stato. Le 3 vittime sono militari morti per un tumore ai polmoni dopo molti anni in servizio nella base NATO sui Colli Euganei. Tutti sono stati riconosciuti vittime del dovere. Il gas radon presente nelle aree termali era stato riscontrato in quantità massicce nella base nel 2005 quando venne chiusa. Scatta l'allarme valanghe sulle Dolomiti, lo riferisce la Regione Veneto in riferimento alla situazione nivo-meteorologica attesa sul territorio regionale. Come dal bollettino neve valanghe emesso dal centro valanghe di Arabba, il centro funzionale decentrato della Protezione Civile regionale ha dichiarato la fase operativa di attenzione allerta gialla. Le valanghe potrebbero interessare in modo localizzato siti abitualmente esposti al pericolo delle valanghe, appunto le vie di comunicazione in quota e i passi dolomitici. Ed in tanti questa mattina in Duomo a Conegliano si sono ritrovati per l'ultimo saluto a Elisa Denardi, morta domenica scorsa nella tragedia a Forcella Giau. Il cuore di Elisa è sui monti e sulle montagne, perché proprio la montagna ci appartiene, o meglio, noi apparteniamo alla montagna, nel senso che lì respiriamo la vera essenza della nostra vita. Guarda il cielo, conta le stelle, guarda l'orizzonte, tu appartieni a questo. Un luogo dell'anima prima ancora che un posto fisico, un modo di intendere la vita e di viverla. Questa era la montagna per Elisa Denardi, per tutti Toffa, la 39enne che domenica scorsa a Forcella Giau è morta sotto una valanga, un tragico destino condiviso con l'amico Abel Ancundia Ayala, 37 anni, al quale invece è scampato quasi per miracolo il fratello della donna Andrea, che per tutta la cerimonia in Duomo a Conegliano non ha mai abbandonato la bara di legno chiaro. Con lui la mamma Anna Maria, i parenti, i tanti amici della 39enne, molti dei quali in abbigliamento proprio da montagna, quasi a rendere visibile un legame profondo. Era una ragazza forte, energica, piena di vita, e la sua morte rappresenta per noi la valanga, perché se quella valanga ha tolto la vita di Elisa, ora la morte di Elisa è una valanga su tutti noi. Siamo anche noi sotto diversi metri di neve e sentiamo la fatica di respirare, il dolore per i colpi che quella neve pesante ha colpito e continua a colpire la nostra vita. Sui monti noi abbiamo la voce di Dio, che lì possiamo davvero riscoprire
ciò che davvero abita il nostro cuore. Presente alla cerimonia il sindaco Fabio Chiesa. Per la città del Cima è stata l'ora del dolore e del ricordo, mentre proseguono le indagini sull'episodio portate avanti dalla Guardia di Finanza di Belluno con la Procura della Repubblica. Si deve chiarire se quel distaccamento sia avvenuto per errore umano. Lo stesso Chiesa però invoca un silenzioso rispetto. Una tragedia che ha coinvolto l'intera comunità, penso che questo sia solo il momento di star vicino ai suoi cari e stringerci tutti assieme, a tutti quelli che conoscevano Elisa, a tutti quelli che le volevano bene. Elisa continuerà a essere una nostra compagna di strada, ha detto Don Roberto, accompagnando il feretro all'uscita, dove una folla commossa si è lasciata andare a un applauso liberatorio. Erano circa una trentina i partecipanti alla manifestazione del Comitato No 194 che si batte per l'abrogazione della legge sull'aborto. Il sit-in a lato della Basilica di Sant'Antonio a Padova. Il sit-in era previsto sabato scorso, ma le tensioni per il corteo di Casa Pound delle manifestazioni antifasciste hanno portato gli organizzatori a spostare l'evento, cui hanno preso parte anche alcuni esponenti del gruppo di estrema destra Forza Nuova. Spettacolare immersione della campionessa di apnea ucraina che nella giornata mondiale dell'acqua ha scelto Montegrotto Terme per immergersi e per portare anche un messaggio di pace. Capovolta a testa all'ingiù come in un'illusione, trattenendo il respiro, una danza leggera sott'acqua per celebrare la giornata mondiale di questo elemento così prezioso per la vita. Le immagini del video realizzato nella piscina di acqua termale più profonda del mondo, la Y40 di Montegrotto Terme, dalla campionessa mondiale di apnea Katerina Sadurska. L'atleta ucraina 32enne, detentrice di più record mondiali, è giunta in Veneto per accompagnare un gruppo di giovani donne del suo paese a sperimentare l'apnea per la prima volta, un modo per celebrare l'acqua, ma anche per lanciare un messaggio grazie all'acqua, quello di far sentire la voce del popolo ucraino. L'acqua mi dà il superpotere di parlare più forte, di essere ascoltata, anche di ricordare al mondo che il popolo ucraino ha una forza che può cambiare il mondo se siamo insieme e se siamo uniti, ha detto Caterina dopo la sua spettacolare immersione in apnea. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre, le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci, buona serata.